Rieccoci, primo di Citer Pares, appuntamento al mercoledì, questa sera un orario non di consuetudine come le altre volte perché c'è stata la partita del Padova e abbiamo ospite l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, che lo ringraziamo ovviamente di essere intervenuto. Noi abbiamo già parlato del partito, di quello che è successo, di quello si spera accadrà, dell'autonomia. Quel nodo al fazzoletto rimarrà sempre, perché ho la strana sensazione che vincerò io. Non lo so perché ho la stessa sensazione che vincerò io. E spero tanto di no. Anch'io spero di no. Non è che sia contento se vinco, Le dico, io sono contento se non vinco, tanto per chiarire. Però conosco la politica italiana, come la anzi la conosce meglio lei di me, però è così. Allora, da poco il governo dice basta l'obbligo del POS, hanno messo un limite di 60 euro. Andiamo a vedere il servizio di Denis e poi ci ragioniamo sopra. Iniziamo da qui. No all'obbligo del POS e quindi alle relative sanzioni per transazioni sotto i 60 euro. È questa la direzione che sta prendendo il nuovo governo, una misura che fa già discutere. Sulla misura, inserita nella bozza della legge di bilancio, ancora nessuna decisione definitiva per il momento. Nel pomeriggio di lunedì, una nota ufficiale diramata da Palazzo Chigi ha specificato come sul tema siano in corso interlocuzioni con la Commissione europea, anche perché da tempo Bruxelles sta spingendo verso una graduale riduzione del contante. Ad oggi non c'è alcuna soglia minima di utilizzo di bancomat e carte di credito e anzi sono previste sanzioni per i commercianti che si rifiutano di accettare transazioni elettroniche. Il nuovo governo invece sembra strizzare l'occhio alle vecchie monete e banconote, come del resto conferma la decisione di mettere mano al tetto sul contante. E se le opposizioni si dicono contrarie al limite di 60 euro per l'utilizzo del POS, asserendo che una norma di questo tipo favorirebbe l'evasione, la gran parte dei commercianti ormai si è adeguata alle esigenze del cliente. Per noi come esercizio commerciale non è un problema, noi da un po' di tempo a questa parte accettiamo il pagamento anche per un caffè. La nostra politica è quella di mettere il cliente a suo agio, insomma, il più possibile. Pertanto, visto che possiamo farlo, tante volte le persone mi guardano e mi dicono ho solo un caffè, non c'è problema, non c'è problema. A noi sinceramente non cambia nulla perché siamo praticamente obbligati ad accettare i vari pagamenti anche solo per un caffè, perché altrimenti la gente va via senza pagare. Un cliente qualsiasi che è di passaggio che non conosciamo ovviamente vuole pagare col bancomat, con la carta di credito perché è più comodo, per carità, lo dobbiamo far pagare. Non si tratta infatti di una lotta tra commerciante e cliente, piuttosto il problema per gli esercenti è rappresentato dalle alte commissioni bancarie applicate sul POS. Per questo le associazioni di categoria difendono le esigenze dei loro associati. Chiaramente ormai noi siamo organizzati e tutti i nostri negozianti hanno il POS, quindi non è un problema di questa natura. Il problema è che ci sono le commissioni, quindi per le piccole spese come un caffè, per dire pagarlo con la carta, per noi è un costo e quindi più piccolo sei più paghi, questo è quello che ci mette in difficoltà. Viene concesso al commerciante la scelta di decidere o meno ovviamente di accettare un pagamento con il POS, quindi non è detto che il commerciante rifiuti, può anche accettare. Il commerciante rifiuta il pagamento per importi diciamo inferiori a 50 o 60 euro, perché? Perché non lo trova economicamente vantaggioso. Quindi i cittadini invece si dividono tra chi ritiene giusto continuare a valorizzare il contante e chi invece preferirebbe che l'Italia si adeguasse ai paesi che lo stanno via via eliminando. Insomma, un caffè costa €1, quindi non è poi così, diciamo, necessario pagare con la carta, ecco. No, non è corretto, anche perché io adesso se guardo in portafoglio avrò 20 euro, adesso vado a mangiare fuori, pago col POS, tenendo conto poi che ci sono metodologie per pagare dai telefonini che non hanno nemmeno spese. Se va all'estero usa sempre la carta? Sì, addirittura sono andata a Londra in un bar e non mi accettavano il contante, avevano soltanto pagamenti col POS. Chi è abituato a utilizzare il POS continuerà a utilizzarlo, chi non è abituato a utilizzarlo continuerà a non utilizzarlo. Non credo che avrà un'influenza particolare sulla situazione dell'evasione fiscale. Ho iniziato sotto l'aspetto economico con questo servizio perché quando l'ho saputo mi è venuto un sorriso. Nel momento in cui la gente è abituata a pagare in maniera regolare con il POS, ti dicono possiamo anche farlo senza, ma anche qui è confusione su confusione, cioè o no, perché giustamente come ha detto l'ultimo intervistato, uno che continua a pagare con il POS, chi ce l'ha
movimento è abituato, sì, dovranno e dovrebbero diminuire le tasse per gli esercenti, chi ce l'ha, ma il resto insomma credo sia una cosa anche vantaggiosa per tutti, o no Roberto Marcato? Sì, posto che non stiamo parlando di un provvedimento che lascerà come dire, l'ho messo perché un segno sì, negli annali della politica mondiale. Sono le piccole cose. Sì, però ci sono due elementi. Il primo, che è vero quello che diceva il presidente di Confcommercio Bertin, cioè il piccolo, per il piccolo il tema delle commissioni è pesante, perché non si può nemmeno scaricare, come dire, tutta l'agevolazione del cliente sul commerciante. Cioè, paghi un caffè e la commissione è uguale al costo del caffè, cioè, capiamoci, ecco. Il tema delle commissioni è un tema vero e quindi va bene portare a 60 euro, al contempo il governo deve usare tutta la propria forza e la sua capacità di moral suasion nei confronti del sistema bancario perché ci sia un ragionamento sulle commissioni. Dopodiché io sono sempre perché lo Stato ci sia, ma non sia così presente, non sia presente in camera da letto, non sia presente nel mio conto bancario, non sia presente nella mia famiglia, insomma, lo Stato ci deve essere, ma come dire, in punta di piedi. Per cui io pago tutto con il POS, con la carta di credito, sono un politico e quindi è bene che sia tutto certificato, non ho nulla da nascondere, però insomma, non può neanche essere che se mia madre ha i 50 euro e va a fare la spesa e non ha il POS, non possa fare la spesa. Insomma, diamo la possibilità, la facoltà di usare e l'uno e l'altro. Ecco, per spese piccole credo che sia un'agevolazione che si dà al cittadino, tenendo conto che abbiamo un paese fatto di anziani, dove magari c'è la difficoltà in qualche caso, c'è la facoltà. Ecco, non è un provvedimento che sconvolge l'assetto mondiale. Visto che c'è attualità... diamo un'opportunità in più. Era un ragionamento sotto un aspetto ovviamente di curiosità. Invece quello molto importante, lunedì c'è stata a Padova, nella sala Congressi, la riunione degli industriali e c'è stata praticamente un'unità molto importante fra le province di Padova, Venezia, Treviso e Rovigo, non vorrei dimenticarmene qualcuno, e sarà denominata nuova Confindustria Veneto Est. Allora andiamo a vedere il servizio, era presente anche l'assessore Marcato perché l'appuntamento era molto importante sotto l'aspetto economico, ascoltiamo il servizio, poi Marcato ci deluciderà. Mettersi insieme e rafforzare ancora di più la propria visione comune per diventare sempre più competitivi in anni che saranno fondamentali per la ripartenza del Paese. È da questi presupposti che nasce Confindustria Veneto Est, un nuovo soggetto associativo che riunirà gli imprenditori di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo. L'accordo di integrazione tra Sindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia è stato approvato all'unanimità nel corso delle due assemblee degli associati, riunitesi in contemporanea al Centro Congressi di Padova lunedì 28 novembre. Nel corso dell'assemblea, aperta dall'intervento in videoconferenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stato approvato anche il piano industriale. È lo step finale di un percorso nato nel 2019 e ispirato da una moderna visione di sviluppo metropolitano, imprescindibile per un territorio che deve essere sempre più attrattivo e in grado di accrescere la competitività delle imprese. La governance e la struttura di Confindustria Veneto Est saranno operative dal 1 gennaio 2023 e fin dalla nuova elezione del 2024 a guidarla sarà Leopoldo Destro, in quanto presidente in carica con più elevata durata residuale del mandato. Confindustria Veneto Est sarà la seconda associazione territoriale per dimensioni e rilevanza. Potrà contare su 5.000 imprese associate e circa 270.000 addetti. Rappresenterà un territorio di 3 milioni di abitanti e i cui numeri lo rendono polo imprescindibile per l'economia del paese. 96 miliardi di PIL, 32 miliardi e mezzo di export, il 55% del valore aggiunto manifatturiero del Veneto e il 6,8% di quello nazionale. Una voce di lavorare in squadra, i tempi sono difficili, abbiamo bisogno di collaborazione, forte collaborazione, sicuramente i temi dell'energia rimangono ancora dei temi attuali, abbiamo le aziende che fanno ancora fatica a chiudere i contratti di energia e del gas. Nascono sfide importanti, nascono le sfide che riguardano il territorio, riguardano le nostre imprese, riguardano i nostri cittadini, riguarda un'idea di sviluppo che dobbiamo avere, un'idea di sviluppo di un'area metropolitana, di una grande metropoli che si candida a essere competitor di altre metropoli. Cosa
aggiungo io che dovrebbero fare anche i piccoli comuni nelle prime periferie delle grandi città, di unirsi alle grandi città, ma qui diventa un po' più complicato. Però questo è davvero una svolta sotto l'aspetto economico, Roberto Marcato, e ovviamente è l'argomento che interessa di più all'assessore regionale allo sviluppo economico. Sì, io ho seguito con molta attenzione questa iniziativa e devo dire complimenti ai due presidenti Destro e Marinese per averla portata in porto. Cioè, con questa Confindustria nasce la seconda Confindustria a livello nazionale dopo quella lombarda, e quindi stiamo parlando veramente di una struttura importantissima. D'altronde questa è un'area metropolitana che, come diceva bene anche il servizio, insomma, vede un'area che sprigiona 96 miliardi di euro di PIL, il 50% dell'export complessivo del Veneto e 1,4 milioni di addetti. Quindi stiamo parlando di un centro nevralgico dal punto di vista economico e finanziario. Questo consente a Confindustria di avere una massa critica molto forte, intanto con cui dialogare con le altre Confindustrie, far sentire la voce a livello nazionale, questo va benissimo, e poi confrontarsi con aree metropolitane confindustriali e industriali simili alla nostra, di altri paesi europei. E questo è evidentemente importante. Dopodiché l'operazione è più facile farla su un ambito imprenditoriale piuttosto che un ambito politico-amministrativo, perché lei faceva l'accenno prima ai comuni. Quando si fa la fusione fra due comuni si chiede ai due comuni di perdere la propria storia, mentre qui si fa una Confindustria unica, ma non si chiede all'impresa di fondersi con un'altra impresa. L'impresa all'interno di questa continua ad essere impresa, punto. Quindi è molto più, poi ci sono valori in campo, insomma è più complicata. Però è del tutto evidente che l'aggregazione anche territoriale e comunale, sovracomunale, provinciale, è un'aggregazione verso cui noi dobbiamo andare, pur mantenendo l'identità, perché essendo io identitario per natura non posso chiedere a qualcuno di fare quel sacrificio di abbandonare le proprie radici. Però, per esempio, anche le unioni di comuni, le aggregazioni, queste vanno fatte perché oggi servono masse critiche importanti per poter competere nel mondo. Beh, sicuramente a dire questo, ecco, e cosa porterà questo? Perché prima nel ragionamento, non ricordo se Destro o Marinese, anzi Marinese diceva diventiamo una Confindustria metropolitana, cioè una Confindustria importante. Questo vuol dire che ovviamente unendo le forze, quando vai a chiedere o a proporre, hai una forza sicuramente così. Esattamente così. Ecco, c'è la difficoltà che riescano ovviamente i vertici di Confindustria, una difficoltà in maniera negativa possa accadere, cioè che si rompe il giocattolo, che non vadano d'accordo, oppure in questo intento, se le cose non vanno bene, perché se le cose vanno bene interessa di tutti che queste cose continuino, ma se le cose non vanno bene c'è questa anche possibilità di una frattura, oppure vede solida questa unione? No, la vedo assolutamente solida. Perché? Perché qui è un'unione che arriva da altre due unioni. Cioè questa è l'unione fra Confindustria Venezia, che era Confindustria Venezia e Rovigo, e Confindustria Padova-Treviso, che erano già due unioni. Quindi noi facciamo l'unione di due unioni. E le due unioni, diciamo, matrici, hanno passato la guerra in Ucraina e la crisi pandemica, la crisi energetica, la crisi delle materie prime, e nonostante questo sono riuscite a fare l'unione. Per cui insomma, è un'unione che arriva da due unioni forti, quindi la sommatoria di due forze fa un'altra forza. Io sono convinto di questo. In maniera positiva. Senta, ha accennato sotto l'aspetto energetico, ovviamente, che è la difficoltà maggiore, il PNRR, la maggior parte viene proprio usufruito per questo motivo. Ecco, in Veneto, lei, se io ricordo in tante trasmissioni, ha avuto ospite da me, si è battuto in tempi non sospetti per questa materia, perché venga risolta. Ovviamente non è stata risolta, anche sotto sue insistenze. Oggi com'è la situazione dopo quello che lei aveva fatto e detto, e oggi veramente dove tutti ne hanno necessità e bisogno? La situazione com'è? Siamo un po' lentini, perché adesso, penso alle comunità energetiche. Noi abbiamo fatto la legge sulle comunità energetiche, mancano i decreti attuativi, cioè il ministro non li firma.
Se mancano i decreti attuativi, questo significa due cose. La prima, che non riusciamo a capire esattamente qual è la potenzialità di queste comunità energetiche e quindi non partono. E due, non riusciamo dal punto di vista burocratico a metterle a terra e quindi non partono. Il fotovoltaico, che è l'energia su cui puntiamo oggi, perché ad oggi siamo senza possibilità di fare il nucleare, non c'è una norma che consenta di farlo. Abbiamo fotovoltaico, anche lì, fotovoltaico, dobbiamo decidere cosa fare da grandi, perché se teniamo conto di tutti i posti in cui non lo possiamo fare, probabilmente mi resta il tavuin qua per farlo e basta. Quindi anche là, e poi la burocrazia è pesantissima sul fotovoltaico, bisogna snellirlo assolutamente. L'idrogeno, noi per esempio ci crediamo molto, è un'energia su cui puntiamo moltissimo, PNRR mette 500 milioni per tutta Italia, sono assolutamente insufficienti. Cioè anche qua non vorrei che stessimo perdendo un'altra occasione, perché l'Europa per la prima volta ha avuto il coraggio e l'intelligenza di dedicare un piano Marshall dopo la pandemia. Mi sembra che ancora una volta stiamo un po' arrancando. Ecco, spero che ci sia un po' di, con questo governo si arrivi a velocizzare un po' di più i procedimenti. L'Adriatico mi sembra abbia delle buone potenzialità, però anche lì insomma, ci sono molte remore di riaprire gli impianti che ci sono per ovvi motivi ambientali e per tant'altro. Cosa succederà lì? Voglio essere molto chiaro anche su questo. Allora, immaginare le trivellazioni in Adriatico da noi su. Noi abbiamo un problema di fragilità della costa, abbiamo un problema di subsidenza e abbiamo un problema che si chiama Venezia, che non è esattamente un campione mondiale di resistenza, perché è una città fragilissima. Tutto questo in una regione che, voglio ricordarlo, ha sfruttato negli anni tutta la possibilità idroelettrica, tutta. Siamo i primi in Italia per raccolta differenziata, siamo i secondi in Italia per produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Abbiamo il rigassificatore da decenni, cioè noi i compiti per casa li abbiamo fatti. Ci sono regioni che in questi anni hanno dormito e da un punto di vista energetico non hanno fatto niente. Perché te devi continuare a chiedere al Veneto? Inizia a fare i compiti per casa alle altre regioni che non hanno fatto nulla e non hanno i problemi di subsidenza che abbiamo noi. Cioè, noi abbiamo fatto tutto quello che molte altre regioni non hanno fatto e dov'è che vieni a chiedere ancora un sacrificio? Qua. Direi che basta. E quindi il futuro sotto l'aspetto energetico, semplifico per chi a casa ci sta ascoltando, gas, la corrente e tant'altro, perché il cittadino possa supportare ovviamente questi innalzamenti dei prezzi, cosa c'è bisogno di dare soldi alle persone, di fare cosa? No, noi dobbiamo assolutamente lavorare sulle energie rinnovabili, non abbiamo alternative e dobbiamo farlo in maniera seria e serve un piano nazionale energetico. E c'è la volontà? A dichiarazione sì, e spero che si tramuti prestissimo in un piano energetico che ci dica in maniera chiara e netta dove vogliamo arrivare, come vogliamo arrivare, in quanto tempo, perché guardi che la Commissione europea aveva dato degli obiettivi all'Italia al 2020 di copertura del fabbisogno complessivo energetico con le energie rinnovabili. Al Veneto l'obiettivo che c'era stato dato era al 2020 10,2 con le energie rinnovabili. Noi siamo arrivati al 2020 al 17,2, cioè quasi il doppio. Certo. Noi sempre. Se tutti l'avesse fatto così, oggi avremo una condizione migliore. Meno problemi, certo. Tutti devono fare i propri compiti, no? Se mandare sempre al Veneto, deve essere prima della classe. Ultimo ragionamento di questa trasmissione, Roberto Mercato, l'abolizione del reddito di cittadinanza. Siamo andati a Padova e sentiamo cosa dicono i padovani, poi voglio sentire anche il suo pensiero, perché poi sotto l'aspetto economico ovviamente pesa quando c'è ora di tirare le somme al governo. Vediamo un po'. Una nuova manovra finanziaria, all'interno il reddito di cittadinanza che dal 2024 verrà cancellato. Come la vede? Cosa ne pensa? Ottima notizia. Perché? Perché chi ha bisogno veramente va aiutato. Chi non ha voglia di lavorare no, e non me ne frega niente di come la pensano loro.
Ma penso che sia una roba giusta. Perché? Perché rimette le cose come erano e non ci sono speculazioni mentali sopra. Per fortuna. Perché? Perché non lo ritengo opportuno, non lo ritengo giusto. Cioè io sono dell'idea che bisognerebbe ritornare ai vecchi uffici di collocamento di una volta, no? Per cui uno andava là, si iscriveva, no? Andava tutti i mesi e quando gli veniva proposto il lavoro quello doveva accettare, se no gli veniva ritirato, no? E questo è il succo, no? Cioè, mi sembra che qualcuno ci stia un po' navigando sopra. Secondo me è giusto, nel senso che chi può andare a lavorare non si appoggi solo a un reddito fisso, è una scusa tra virgolette, se c'è la possibilità di andare a lavorare, insomma è giusto che i ragazzi, soprattutto giovani, insomma, si approccino al mondo del lavoro. A quelli che hanno bisogno darlo, quelli che non possono lavorare, a quelli bisogna darlo. Quelli che possono lavorare devono andare a lavorare perché vanno tutti in cerca di lavoro, le ditte, tutto il bar, il ristorante, cercano tutti operai e non si trovano. Anche lei sta cercando lavoratori e non li trova. Anche io ne voglio uno e non lo trovo. Un plebiscito Roberto Marcato, certo. No? Per il motivo l'ultima intervista è stata proprio eloquente, ha detto io cerco personale proprio e quindi... Ci hanno raccontato, prima vi ricordate Di Maio dal balcone che ha detto abbiamo abolito la povertà, no? E poi ci avevano raccontato che il reddito di cittadinanza serviva ad accompagnare le persone senza lavoro al lavoro. Allora, la regione che ha usato meno di tutti il reddito di cittadinanza è il Veneto, guarda caso, la regione che ha usato di più il reddito di cittadinanza in maniera spropositata è la Campania, guarda caso. In Campania la disoccupazione è aumentata e la povertà è aumentata, in Veneto la disoccupazione è diminuita. Allora, di cosa stiamo parlando? È del tutto evidente che questo è uno strumento assolutamente fallimentare, ha fallito qualsiasi tipo di prospettiva, e io l'avevo proposto 3 anni fa, mi ero arrabbiato anche con i miei, perché ho detto ma com'è possibile che si possa arrivare a lasciare a uno che rifiuti per 3 volte l'offerta di lavoro? No, io te ne do una, la rifiuti, ti tolgo via il reddito di cittadinanza, se è vero che serve per accompagnarti al lavoro. Se invece serve per lasciarti a casa a dormire, allora scusami, te dormi qui schei tu, non ti dormi qui schei mi, perché poi il reddito di cittadinanza sono le tasse nostre. E allora io ti offro un posto di lavoro, dice no, non mi piace fare il cameriere, non mi piace fare, cosa ho dovuto fare? Beh, l'ingegnere, non tengo la laurea, cosa ho dovuto fare? Il direttore generale, di che? Ti viene dato un lavoro, tu lo fai, non lo fai, basta, perdi. Mi ricordo 3 anni fa c'era tutta la polemica che mancavano i braccianti in agricoltura. Ho detto, ma tutti quelli che chiedevano reddito di cittadinanza, non possiamo dire che se lavora a fare sui campi? No, perché potevano rifiutarsi. Mi pare. Tu con la soluzione ideale, insomma, via tutto. Dopodiché è chiaro che se c'è una famiglia in difficoltà, uno Stato civile non può lasciare indietro nessuno. Perfetto, siamo tutti d'accordo perché la povertà fa parte purtroppo della vita. Nessuno. Va bene, siamo arrivati in chiusura. Roberto Marcato, sempre un piacere averla ospite. Piacere mio. Ci dà anche non mi viene più la delucidazioni. Parola. Delucidazioni, non mi veniva. Ci vedremo una delle prossime volte sicuramente, sperando che il modo in cui lei si sta adoperando per la politica riesca ad ottenere risultati positivi sia all'interno del partito, ma soprattutto anche all'interno della Regione Veneta, dove il suo assessorato è uno dei più importanti sicuramente da seguire. Grazie Roberto Marcato. Grazie, buonanotte. Invece do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.